Torneremo a viaggiare nei treni a piena portata, ma con le mascherine. Lo annuncia il presidente del Veneto Luca Zaia, che ha sottoposto al vaglio del Comitato Tecnico Scientifico una proposta di ordinanza per il trasporto pubblico locale. Ovvio è che questa è un'ordinanza più impegnativa perché comunque va a cozzare con DPCM, perché vorremmo portare la filosofia del fatto che si possano caricare e quindi far accomodare nei treni piuttosto che nei pullman persone pari alla capienza del mezzo senza riduzioni purché abbiano la mascherina, quindi come accade in giro per l'Europa peraltro, no? In giro per l'Europa voi sapete che non c'è stato questo atteggiamento di dimezzare i posti a sedere, ma si è adottato il sistema della messa in sicurezza dei cittadini. Il concetto di base è quello utilizzato per gli spostamenti di non conviventi nelle automobili. Del resto è anche vero che in un'auto, ovviamente in maniera rispettosa della capienza, delle persone non congiunte, quindi non conviventi, scusate, e che quindi non vivono assieme, possono tranquillamente fare un viaggio assieme, che sia un'auto da 5 persone piuttosto che un van, eccetera, purché abbiano la mascherina. Allora non si capisce per quale motivo in auto degli estranei possono circolare assieme e restare all'interno dello stesso abitacolo con la mascherina e in un autobus e in un treno no.